abbiamo creato una sorta di lungomare, ragazzi. Continueremo quando questa zona sarà Sua scoperta. Maestà mi ha incaricato di presentarti questa lettera di encomio per ciò che sei riuscito a compiere nel nome dell'impero. Io sceglierei, ragazzi, il prolungamento del nostro mandato, un anno in più. Vi dicevo, prolungheremo il nostro lungomare. Impadronito del mio manoscritto, pubblicandolo con uno pseudonimo. Si trattava di una storia autobiografica. Parla dei due uomini che creano un profondo legame maschile su una montagna. Hanno persino usato il capitolo più strambo, quello con le fatine sotto l'arcobaleno. Che roba strana. I potenziamenti del ranch, come dice il nostro grande penultimo, sono stati appena adesso scoperti. Allora, prolungheremo questa strada al più presto, ragazzi, però necessariamente dobbiamo anche prolungarla dall'altra parte. Per adesso così va bene, quindi può essere raggiunto il luogo dei nostri grandi lavoratori. Purtroppo è un pochettino storta perché il mare ovviamente ha creato una sorta di laguna da queste parti, quindi dobbiamo accontentarci. Intanto qui possiamo addirittura potenziare fertilizzante organico. L'efficacia di ogni piantagione standard idroponica nelle vicinanze aumenta di 10 in base all'efficacia stessa, quindi l'efficacia delle piantagioni aumentano di 10, potrebbe essere utile. Creiamo una sorta di potenziamento da una parte e un ufficio dei camionisti in più forse è interessante. Vediamo, ci sono forse troppe merci nelle zone di raccolta. Ok, vediamo di metterne uno vicino alla casa del presidente. Ok, velocità di costruzione alta. Bene, intanto siamo riusciti anche a esportare nuove merci. Vediamo, ragazzi, qua cosa c'è. Avete dato un'occhiata? Vediamo un po'. Perfetto. Da questa parte, quindi noi stiamo procedendo dritto. Questa strada farà una sorta di giretto così, proprio per accostare le montagne. Continuerà a girare così e poi confluirà verso il centro. Intanto faremo scendere una stradina da questa parte. Allora, siamo al 29%. Vi ricordo, ragazzi, che noi siamo, per chi non avesse visto i video precedenti, nell'era coloniale sotto il dominio della corona e dobbiamo renderci indipendenti anche grazie ai nostri rivoluzionari. Quindi per adesso stiamo avanzando piano per riuscire a migliorare le nostre forze economiche. Allora, le piantagioni di tabacco vanno bene, La nostra squadra di ricerca, vale a dire me stesso, Sì. ha trovato la pala per 40 volte. Se scopro chi l'ha nascosta là, non so cosa gli faccio. Comunque l'ho data ai minatori, così la metteranno in un posto sicuro, sottoterra per esempio. Va bene. Allora, sicuramente possiamo ricercare qualche altra cosa. Il fortino militare importantissimo, la segheria e capomastro per abilità produttive dei nostri responsabili. Va bene, una nuova missione, subito. Presidente, come sai è solo la tua tenacia a tenere in vita Tropico. Senza di te l'intera isola cadrebbe a pezzi e sarebbe persa per sempre. Forse è arrivato il momento di aggiungere un nuovo membro alla tua casata per andare sul sicuro. Ho fatto delle ricerche e ho scoperto che hai grossomodo 70 cugini. Dovremmo fare un test per ridurre questo numero. Per caso hai qualche idea? Non mi serve un erede, competizione di nuovo sincronizzato, sfida a braccia di ferro. Quando l'erede è snato, tutti gli animali sono mutoliti. Una luce è discesa dal cielo e il ciupacabra stesso si è inchinato dinanzi alla creaturina. Beh, almeno questo è quello che scriveremo nei libri di storia. Va bene, creiamolo, ragazzi, proprietari. Tutte le costruzioni residenziali sono più economiche. Ed eccolo qua, il nostro grande uomo secondario che sicuramente aiuterà il nostro presidente nelle sue azioni. E vediamo di crearlo in maniera decisa. Vediamo di crearlo come un vero e proprio zio Pedro, con la panciona proprio enorme, nero freddo, nero caldo e addirittura un abito leggermente arancione tropicale, anzi giallo mango. No, vediamo di creare, non un pagliaccio però, maledizione. Qualcosa di viola scuro, rosa chiaro, rosa scuro. Ecco, questo può andare bene. Bianco cocco, con baffi, capelli come ce l'ha buttata appunto la natura, e addirittura un bel sigarone appunto in bocca. Anzi no, più che sigaro, gli occhialoni appunto del nostro grande aviatore. Perfetto, Top Gun Maverick in persona. Allora, può andare bene. Sicuramente è un proprietario, tutte le costruzioni vengono diminuite e aumenta del 5% la qualità abitativa delle residenze. Vediamo di selezionarlo. Che c'è ora? Grandioso, Federico Van Helgen, pronto e sostenitore dello sviluppo urbano, da come abbiamo letto. Velocizziamo un po' il tutto. Allora, perfetto, addirittura qui il negozio di alimentari funziona. Purtroppo siamo in una leggera crisi finanziaria, dobbiamo riuscire a esportare qualcosa. La rivoluzione vuole che tutte le persone siano uguali. Ora,
Devi scegliere qualcuno di questi eguali perché dia ordini agli altri eguali. Quindi un responsabile potrebbe essere utile all'interno della missione cattolica. Creiamo, ragazzi, anzi assegniamo un vero e proprio leader sindacale per aumentare la qualità del lavoro. Grandioso. Grazie ai tuoi sforzi il Perfetto. movimento rivoluzionario Sempre, acquista ragazzi, uno 3 slancio rivoluzionari in sempre più, maggiore. quindi utili per contrastare il regime della corona. Dando prova di Lo grande zucchero. ingegno, Sua Maestà. Perfetto. Nuove piantagioni Ho di trovato zucchero. questo libro nel tuo ufficio, governatore. È stato scritto dal compagno Marx e contiene interessanti idee su come edificare la nostra società. Sì, ci ricordiamo un po' tutti quello che diceva Marx, ma non credo che appunto abbia mai parlato di un ranch di capre. Comunque noi lo accettiamo lo stesso, ragazzi. Allora, un nuovo ranch di capre, come appunto dice il nostro grande Marx, nel Capitale oppure nel manifesto del Partito Comunista, in uno dei 2 libri, ragazzi, forse mi è scappata mentre lo studiavo a scuola. Quindi un ranch di capre, come dice il nostro grande Marx. Ok, vediamo di posizionare appunto questa, come dire... vediamo di metterlo appunto in questa zona, come abbiamo appunto anzi no, vediamo di posizionarlo appunto da questa parte. Vediamo di seguire sempre la stessa linea. Probabilmente i maiali da questa parte potranno vivere in maniera più decisa e magari in maniera più degna. Bene, ragazzi, ho appena adesso posizionato il nostro ranch di capre, come ovviamente diceva il nostro amico Marx, e sicuramente l'ho posizionato in questa zona perché sulla destra notavamo una sorta di zona in giallo, non era ottimale. La piantagione di zucchero la posizioneremo invece proprio da questa parte. La zona è ottima per la coltivazione, sicuramente sarà adatta per il completamento della nostra missioncina. Avanziamo intanto, la nostra nave parte immediatamente, ne arriva subito un'altra. Bene. Ok, vediamo come va per quanto riguarda questa esportazione. Alice, ok, ancora latte per le Indie occidentali e la corona nuovi soldi, perfetto. Allora, come va con l'almanacco? Intrattenimento, cibo, perfetto, abitazioni, senza tetto aumentano, lavoro, libertà e religione. Ci sono tutti i valori, ragazzi, però delle case mancano. Nuove case di campagna, come per esempio queste altre, proprio da questa parte, una, eccole qua, 2 e 3 case di campagna nuove, più una nuova piantagione di zucchero per continuare quindi l'esportazione diretta di questo nuovo prodotto agricolo. Allora lo lavoreremo come dire per benino. La nostra nuova piantagione la posizioneremo, ragazzi, da questa parte, eccola qua. Un'altra la dobbiamo sacrificare qui dietro e un'altra da questa parte. Avanziamo. Bene, allora stiamo assumendo una conformazione di città abbastanza idonea, le nuove casette posizionate, la taverna pronta. Vediamo di mettere però, ragazzi, in una piantagione di tabacco un responsabile, in quella di mezzo. Per esempio, attenzione, dove sono? Eccoli qua, un leader sindacale, la qualità aumenta. Benissimo. Splendide notizie. Abbiamo capito come usare i moschetti che ci ha inviato la corona. Sembra che basti premere il grilletto. Non abbiamo fatto molti progressi finché non abbiamo capito del non dover guardare nella canna dell'arma mentre lo facciamo. Abbiamo perso molti uomini di valore, purtroppo. Grande cervello dei nostri uomini. Però vediamo di sbloccare il nostro fortino militare e al più presto di posizionarlo. Bene, allora qui stanno lavorando tutti alla grande. Il pesce è Sua proprio Maestà abbondante. mi ha incaricato di presentarti questa lettera di encomio per ciò che sei riuscito a compiere nel nome dell'impero. Cosa scegliamo, ragazzi? È sicuramente importante ottenere una ricompensa giusta. 12 mesi in più sono un po' eccessivi, abbiamo già 3 anni disponibili. Un po' magari un sussidio per le nostre casse? Facciamo un altro po' di debiti per rilanciare l'economia, dai. Perfetto, arriva intanto una nuova imbarcazione carica di Grazie migranti. ai tuoi perfetto. sforzi il movimento rivoluzionario Nuovi rivoluzionari, e vediamo di aggiungere magari, anzi ragazzi, lanciamoci nell'esportazione di tronchi. Allora, una zona, abbiamo detto, industriale dovrà essere questa sulla destra. Creeremo già la prima segheria da questa parte e sbarreremo necessariamente la strada. Quindi intanto pausa, il nostro grande palazzo centrale esplorerà tutto fino a questa zona e inizieremo da questa parte seguendo la via madre. Intanto creiamo un altro po' di lungomare, se possiamo, per esempio così, toc toc toc, così, perfetto, calma, dritto, ok, un po' di lungomare ben fatto. Procediamo da questa parte e la strada andrà dritta dritta verso la zona industriale. Magari collocheremo una sorta di cortina di ferro per evitare di far entrare persone là dentro e quindi come dire, anche per dividere un pochettino a livello sistematico un pochettino la città. Allora avanziamo.
25 cittadini giungono a Tropico ed esportiamo ottima merce. Con questi soldi faremo qualcosa di interessante. Il caseificio, vediamo di mettere ancora elementi per quanto riguarda il latte. Altro ranch di capre proprio vicino alla nostra zona. Le capre sono ottime per produrre il latte, ragazzi, davvero ottime. Vediamo di metterne anche un altro proprio qui. Questa è la zona dell'allevamento. 3, ragazzi, 3 vanno bene, e dopo questi 3 vedremo di sfruttare necessariamente il caseificio per esportare quindi formaggio. Abbiamo tantissimi luoghi da dove produrre latte. Addirittura qua già lo zucchero è pronto, ufficio dei lavoratori pronto. Ragazzi, salviamo senza nomi strani però stavolta. Nuovo salvataggio, partita nuova Tropico 5. Conferma. Bene, allora ragazzi, stiamo procedendo. Questo sarà, creeremo uno stato molto diverso da quello precedente. Quindi ragazzi, aspettatevi un nuovo governo, una nuova conformazione statale, mi raccomando. Allora, la felicità sta aumentando, i cittadini anche. I nostri commanderos avanzano nella foresta con i fucili, i moschetti, la compagnia, ragazzi, dell'anello. Frodo Baggins, eccoli qua, insieme a tutti gli altri. Aragorn, attenzione, Legolas, tutti quanti appunto nella foresta. Attenzione, c'è anche il nostro grande, eccolo qua, Gandalf in mezzo agli alberi, alle foreste. Eccolo qua, palme, benissimo. Ok, i prossimi soldi li investiremo nella zona dei tronchi. Almanacco, lavoro, abitazioni senza tetto sempre di più. Però le case di campagna ospitano una buona quantità di persone, credo. Vediamo un po'. 4 su 4, 4 su 4, 4 su 4. Abbiamo appena scoperto il numero dei colpi in testa con un asse necessari per scoprire qualche cosa. Di solito è 7, ma dipende anche dall'asse. Insomma, abbiamo scoperto una costante. Chissà, forse un giorno diventerà molto importante. La segheria sbloccata. Dicono perfetto, che ragazzi. la casa di un uomo è il suo castello, vecchio mio. È vero anche il contrario. Il mio castello è la mia casa, o almeno una delle tante. 4 pareti e un tetto. Costruisci casa economica, aumenta il sostegno dei rivoluzionari, ragazzi. Sicuramente avremo l'opportunità di essere seguiti per la conquista della nostra libertà. Allora, avanziamo. Intanto una nuova missione. I piani di Sua Maestà Zucchero. sono stati ostacolati dalla carenza di materie prime. Per risolvere questo problema, la corona richiede ulteriori risorse Perfetto. alle colonie. Grandioso, 3500 unità di zucchero, la nostra zona è già pronta, ne produciamo abbastanza e aggiungeremo un altro tocchetto in più di budget per ottenere anche l'ultimo lavoratore necessario. Allora, ecco che arrivano anche le imbarcazioni, nuovi soldi, ok, stoppiamo ragazzi. Allora, vediamo un pochettino di procedere nella nostra giungla, ok, purtroppo cosa c'è qua? Cosa c'è? Un pochettino di roccia davanti a noi, maledizione. Vediamo di cancellare questa piccola stradina, così, attenzione, eccola. Ehi, perché non ce la fa togliere? Maledizione. Vediamo di metterci bene. Ehi. Ah, forse dobbiamo far partire il timer. Vediamo un po'. Nostra strada. Ah, ecco, l'abbiamo tolta, perfetto. Allora, vediamo di creare un'unica strada. Ecco, forse un pochettino più in qua. Così, vediamo. No, un po'. Ecco, così. No. Ecco, così. Va bene. No, 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 no. Allora, vediamo ragazzi di ritornare un attimino indietro perché dobbiamo essere proprio precisi nella costruzione delle strade. Cancelliamo queste. Ecco, però evitiamo di fare troppi debiti. Pausa. Tranquilli. Da questa parte, tutto dritto, tutto dritto, tutto dritto. Allora, e possiamo iniziare già qui, ragazzi, a produrre delle assi, quindi a ottenere anche dei tronchi d'albero. Eccoli qua, dove siamo? Materie prime, campo di taglio. Guardate che bella zona piena di alberi. Quindi iniziamo da questa parte. Uno qui, priorità alta. Mettiamone 2, ragazzi, uno accanto all'altro. Perfetto. Con questi soldi vediamo di collocare anche la nostra segheria. Purtroppo non bastano i soldi, ma il nostro nuovo campo di raccolta dello zucchero sicuramente è disponibile. Lo posizioneremo appunto qua dietro. Vediamo un po'. Così, verso l'alto, con la faccia verso l'alto. Con la faccia. Eccolo qua. Con l'entrata verso l'alto, più che altro. Perfetto. Una piccola diramazione. Bene. Un'altra piccola diramazione qui in mezzo non è possibile. E intanto con questi soldi altre nuove case per la nostra missione. Casa di campagna, questa volta vicino alle nostre nuove zone appunto di raccolta. E procediamo con la velocità massima, ragazzi.
Bene, abbiamo esportato 7200 unità d'oro, in merci ovviamente. Vediamo un pochettino, i campi sono già pronti per essere edificati. Vediamo un po' qui come va la situazione, i cittadini già procedono. Vedo un pochettino persone dell'epoca coloniale che hanno come unico punto di divertimento questa nostra tavernina. Intanto altri soldi editti. Allora, razioni extra, possesso delle armi, incrementa il crimine e la libertà, rende le unità di fanteria più efficaci, aumenta il numero delle vittime durante le rivolte. Potrebbe essere utile, $1000. Fondo di pronto intervento, riduce in modo permanente il costo di costruzione degli edifici. Vediamo un pochettino. Riduce il numero di vittime provocate dai disastri. Potrebbe essere anche utile. Taglia le tasse, per adesso no. Nessun pasto gratuito, i tropicani dovranno pagare il loro cibo. Razioni extra, aumenta il consumo di cibo e la felicità sicuramente dei cittadini. Perfetto, confermiamo l'editto. Con questi soldi, ragazzi, abbiamo detto di costruire anche la nostra segheria. Vediamo se ci sono i soldi. Maledizione, ancora no. Allora, vediamo un po' qualche altra nuova residenza. Una bella casetta proprio da questa parte. Ok, vediamo un po' di posizionarla bene. Ok, procediamo, ragazzi. Allora, volevo solo dare una piccola occhiata agli editti in modo particolare. Allora, quindi il fondo di pronto intervento per adesso no, per aiutare per le ricostruzioni, quindi lasciamolo perdere. La tassa sulla ricchezza non credo. Il martedì grasso lo applicheremo più avanti. Quindi la qualità del servizio degli edifici di intrattenimento e il livello generale del crimine. Va bene, però il possesso delle armi è sicuramente importante. Quindi i prossimi soldi, anzi io direi applichiamolo adesso, in modo tale da avere sicuramente le unità di fanteria più efficaci. Il fortino, ragazzi, ricordiamoci il fortino, lo posizioneremo proprio di fronte alla baia principale per contrastare le rivoluzioni e le prossime ondate d'attacco. Compagno governatore, più leggo le opere del compagno Marx e più mi convinco che una rivoluzione, per essere vera, deve essere socialista. Quindi vediamo di ricercare la tecnologia capomastro. Ti sono dietro, amica mia. Vediamo di ricercarla immediatamente, però senza... Ah, perfetto, la stiamo ricercando. 2 mesi. Grandioso, stiamo esportando anche dello zucchero. Finalmente il primo campo da taglio è pronto. Grazie ai tuoi sforzi, il movimento rivoluzionario acquista uno slancio sempre maggiore. Ero in compagnia di altri 3 membri della squadra di ricerca, quando all'improvviso siamo stati colti da una rivelazione. Eravamo in 4. Quatti. Abbiamo scoperto por caso le battute scadenti e abbiamo anche inventato il capomastro. Benissimo, quindi nuove abilità per il responsabile per le strutture produttive. Ricerchiamo, ragazzi, immediatamente la Costituzione per l'indipendenza, il giornale e il censimento per lo sviluppo, quindi delle case, dello sviluppo urbano. Allora, vediamo un po', abbiamo ottenuto una nuova missione. Compagno governatore, dobbiamo ispirare il popolo e dare un esempio per la classe lavoratrice. Perfetto, lo assumiamo immediatamente nel campo da taglio. Un nuovo responsabile, Magnate, no, supervisore, l'efficacia aumenta del 5%. Grazie ai tuoi sforzi, il movimento nuovi rivoluzionari, grandioso. Allora, vediamo un pochettino come siamo nella sezione politica. Odiato dai monarchici e abbiamo un'ottima situazione rivoluzionaria, situazione positiva, 30 sostenitori su 52. Con la corona abbiamo ancora relazioni buone, quindi possiamo ancora continuare su questa scia, ragazzi. Nuovi cittadini arrivano a Tropico. Mi ha incaricato di presentarti questa lettera di encomio per ciò che ragazzi, sei riuscito a compiere nel nome. Allora, altri mesi in tasca per quanto riguarda la nostra espansione. 2 nuove zone per la raccolta di zucchero. Vediamo di scegliere la nostra segheria finalmente. Il caseificio, anzi, ragazzi. O forse il fortino, ragazzi. Scegliamo una cosa per volta. Il fortino militare lo posizioneremo proprio qui, ragazzi, proprio davanti alla costa. Vedremo di... Anzi, prima io direi di fare una bella stradina qua. Vediamo di fare il nostro bel lungomare, proprio così, dritto. Il nostro lungomare bello dritto. Ok, ecco, proprio da questa parte. Così, procediamo con calma, non c'è fretta. Procediamo, andiamo dritto da questa parte e ci incrociamo. Ecco, l'avevo presa la strada, ecco, da quest'altra. Così il fortino lo uniamo per bene. Perché questa strada non si può fare? Maledizione. Perché non si può fare? Portiamola fino a questo punto. Così. Maledizione. Va bene, ragazzi, più avanti cercheremo di aggiustarla. Intanto vediamo di mettere il nostro fortino militare proprio davanti alla costa per riuscire quindi a definire il nostro aspetto. Ok, Presidente Ops, scusa, ancora no. Governatore, l'isola è pronta per la rivoluzione.
Allora, siamo pronti ragazzi per la rivoluzione, però ancora non è arrivato il momento. Dobbiamo mettere più torrettine di guardia per difendere il nostro impero. Abbiamo già rilanciato la nostra economia. I tronchi vengono falciati immediatamente. Adesso vedremo di posizionare immediatamente il rimboschimento. Ah, nelle guerre mondiali, maledizione. Dobbiamo aspettare qualche anno. Però il fortino ragazzi deve essere edificato come primo edificio. Questi lasciamoli su edificio su costruzione normale. L'indipendenza ragazzi la otteniamo tra poco. Intanto salviamo la partita. Vediamo un pochettino. Truppe pronte. Ok. Vediamo di prepararci quindi per ottenere vantaggio sull'indipendenza e sui monarchici. Allora, arriva una nuova imbarcazione, Alice, pronta a trasportare all'estero merci. Bene, arrivano anche soldini. Vediamo se possiamo finalmente costruire questa zona. I lavoratori arrivano, vediamo un po'. È tutto collegato, credo. Sì. Ecco che procede addirittura qua con i carretti, tipo in Cina, ragazzi. Eccoli qua. Vediamo un po', nei paesi orientali più che altro. Allora, vediamo se arrivano a costruire questa grandiosa struttura. Siamo ancora allo 0%. Eccoli, vediamo un po'. Ah, eccoli finalmente che stanno arrivando. Eccoli qua, devono essere lavoratori appunto. Vediamo. Allora, muratore, eccoli che arrivano appunto per la costruzione del nostro grande cantiere. Ci sono mattoni forati, cemento, sabbia e tutto il resto per costruire. Allora, vediamo almanacco. 41 sostenitori. Dobbiamo guadagnarne un po' di più. Quindi lavoro, abitazioni discrete, cibo fantastico, intrattenimento sempre basso. La costruzione del palazzo subacqueo di Sua Maestà ha avuto inizio. La corona ha bisogno dei tuoi raccolti per finanziare questo grande progetto. Allora, invia la quantità richiesta, 6 mesi di prolungamento del mandato al completamento. Invia nella metà, nessun prolungamento del mandato. Aumenta il sostegno dei rivoluzionari, eccoci qua. Perfetto, invia nella metà e i rivoluzionari sicuramente ci seguiranno in questo grande attacco alla corona. Vediamo un pochettino come siamo messi. 46 sostenitori, ragazzi, altri 10 e riusciamo a dichiarare la nostra grande indipendenza. Allora, soldi pronti, vediamo un pochettino. All'estetica penseremo adesso più avanti. Importante adesso il caseificio per esportare quindi merce. Vediamo di posizionarlo appunto nella nostra zona delle capre proprio. Però non credo che il caseificio produca inquinamento. Vediamo un po', non credo appunto. Possiamo posizionarlo appunto nella zona dell'allevamento, perché appunto in quella zona si produce latte utile per essere trasformato in formaggio. Bene ragazzi, allora vediamo un pochettino di fare il punto della situazione. Facciamo un attimo di pausa. Allora, abbiamo costruito il nostro fortino, o almeno abbiamo impiantato già i lavori. Siamo pronti ragazzi quasi per la rivoluzione. Quindi fatemi sapere le vostre opinioni per quanto riguarda questa prima partita iniziale e vedere un pochettino come magari fare a dichiarare l'indipendenza, e anche se c'è qualche vostro consiglio un po' particolare per riuscire a migliorare qualche aspetto che ci servirà dopo. Io ragazzi per adesso completo il gameplay, ci becchiamo all'interno della prossima partita. Ho fatto un pochettino molto velocemente questa prima parte coloniale perché già la conosciamo bene, ma comunque abbiamo impiantato già un ottimo assetto produttivo ed economico. Ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay. Ciao!